e il Pardo Abadì faceva scorrere la palla sulla linea bianca laterale e si lanciava con gli stivali delle 7 leghe, distendendosi senza sfiorare il pallone né toccare i propri avversari. Con queste parole il grande giornalista e scrittore uruguagio Eduardo Galeano descriveva lo stile di gioco del Pardo, ovvero il Bruno Julio César Abadì, formidabile alla destra nel Peñarol di Montevideo e nella Celeste. Abadì giocò nel Peñarol dal 1949 al 1956, vincendo 3 campionati nazionali e partecipando da titolare al Mondiale in Svizzera del 1954 con la maglia dell'Uruguay. Poi fu acquistato dal Genoa, squadra in cui giocò dal 1956 al 1960, anno della retrocessione in B dei Grifoni rossoblù. Fu così che Abadì si trasferì a Lecco, neopromosso in Serie A. Già nell'ultimo anno a Genova, però, era avvenuta la sua trasformazione tattica da ala destra a mezzala, insomma da numero 7 a numero 10, suggerita dai tacchetti troppo aggressivi di molti difensori italiani e voluta dall'allenatore Annibale Frossi. In questo ruolo a Lecco Abadì giocò 45 partite, segnando 7 gol e facendone segnare molti altri ai suoi compagni, Bonacchi, Gilardoni e Savioni in primis, ma anche a un 19enne brasiliano, il mitico gringo Sergio Clerici, futura gloria bucereste. Nel nostro capoluogo Abadì rimase per 2 campionati, fino alla retrocessione in B nel maggio 1962, facendo poi ritorno in patria di nuovo al Peñarol. Qui vinse altri 5 campionati e nel 1966 una Coppa Libertadores in finale contro River Plate e quindi la Coppa Intercontinentale in finale contro il grande Real Madrid. La sua carriera si concluse a quasi 40 anni nel 1969. Nel giorno in cui è stato finalmente decretato il ritorno in B del Lecco dopo 50 anni, il Bruco celebra l'evento a modo suo, ricordando il calciatore più forte che abbia mai indossato la maglia bluceleste del Lecco sul prato del Rigamonti, che allora ospitava senza problemi 20.000 tifosi.